della polizia locale si dà alla fuga per 30 km da Castelcucco a Feltre. 40enne straniero bloccato dopo aver messo a repentaglio la sicurezza di agenti automobilisti e del figlio di pochi mesi in auto con lui. Prima notte da uomo libero nella sua casa di Cittadella per Massimo Zen dopo la scarcerazione di ieri sera. Il pensiero alla notte del 2017 a Vedelago, ma anche lo sguardo al futuro. Vertice in prefettura Vicenza, la zona rossa appena scaduta viene prorogata fino al 31 gennaio 2026 e ampliata ai giardini Salvie e Park Cattaneo. Incidente sul lavoro a Valdagno, operaio edile resta incastrato con la mano in una macchina per impastare il cemento trascinato, è grave in ospedale. Da ieri sera l'occupazione dell'Università di Padova a sostegno della comunità palestinese. Nel frattempo in arrivo da Gaza una studentessa che verrà accolta al Bo. Caso Fenice, attacchi violenti quanto infondati. Beatrice Venezzi si rivolge all'avvocata Giulia Bongiorno, pronta alle vie legali contro chi dice ha diffuso falsità su di me. Padova è sul podio delle città italiane con il più alto prezzo del caffè al bar. In 4 anni aumenti di oltre il 20%, è la prima in Veneto. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con quanto accaduto a Castelcucco con un 40enne straniero che è stato denunciato per non essersi fermato all'AT della polizia locale e essere fuggito per 30 km fino a Feltre. Ha messo in pericolo l'incolumità degli operatori, degli altri automobilisti, ma anche della compagna e soprattutto del figlioletto di pochi mesi che viaggiavano con lui. Il bambino era sul seggiolone, sì, ma non tanto per il fatto che fosse sul seggiolone quanto la guida folle del padre, che poteva mettere a rischio sia la sicurezza appunto di se stesso, del figlio, ma anche degli operatori che cercavano di intimargli d'altro. È questo l'aspetto più sconcertante dell'ennesimo inseguimento delle forze dell'ordine, come sfondo la strada regionale feltrina. Tutto parte da un normale dispositivo di controllo della polizia locale dell'Unione Montana del Grappa con la pattuglia che si trova in zona Castelcucco. La macchina, a seguito di un controllo di un ALT intimato appunto a questo conducente, si è scartata quasi investendo l'operatore che cercava di fermarla, e da qui è scaturito un inseguimento che è durato in continuità fino a Feltre. Una fuga folle sconsiderata verso il Bellunese, durata decine di chilometri, minuti interminabili, sempre sul filo del rasoio. Sono quasi 30 chilometri in realtà, dove il conducente ha mantenuto un atteggiamento di guida molto pericoloso, nonostante la pioggia battente, e ha cercato di, oltre a tenere una velocità molto elevata, ha cercato di impedire alla pattuglia di sorpassarlo e di fermarlo, quindi anche con manovre che andavano a occupare tutta la strada o anche la corsia opposta. Insomma, il rischio è elevatissimo. Gli stessi agenti della polizia locale chiedono il supporto che diventa provvidenziale del nucleo radiomobile dei carabinieri di Feltre. Era in zona e ci ha appunto fornito assistenza, rallentando nella stessa direzione le macchine, ci ha concesso, insomma, assieme appunto a loro, di fermare fisicamente il traffico sulla Feltrina e identificare quindi il conducente. Si tratta di un 40enne cileno pregiudicato, con lui ci sono la compagna e il bimbo di pochi mesi. Come si è giustificato? Andavo piano, ho preso paura, ma non mi sono fermato. Aveva la patente, aveva tutto in regola? Sì, aveva tutto in regola, più che altro quello che non era in regola era la sua condotta. Scatta la denuncia per resistenza pubblico ufficiale, ma è chiaro che in tanti hanno rischiato la vita, agenti compresi. Questo è il grosso problema, effettivamente, e bisogna, ripeto, dare atto che effettivamente loro ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita, e magari per avere un ritorno dal punto di vista economico che non è sicuramente adeguato a quanto loro stanno facendo. Nella nostra pedemontana loro sono la stessa stregua dei carabinieri o di qualsiasi altra forza dell'ordine, per cui grande merito a loro. Dopo la grazia concessa dal presidente Mattarella a Massimo Zen, l'ex guardia giurata condannato per omicidio, ha trascorso la prima notte fuori dalla carcere nella sua abitazione di Cittadella e noi siamo andati a trovarlo. Dormito a tratti, però nel mio letto.
Quella è la cosa importante. Prima notte fuori dal carcere di Montorio Veronese per Massimo Zen, dopo la grazia concessa dal Presidente della Repubblica. E così, sotto il portico della sua abitazione di Cittadella, smaltita l'emozione, Zen torna anche su quella drammatica notte dell'aprile 2017. Quella notte pensi al prima e al dopo, quindi devo ancora trovarci in mezzo un sì o no, lo rifarei, non lo rifarei. È una cosa... Allora, è sempre brutto quando muore una persona, chiunque sia, soprattutto quando non è voluta la cosa, perché non è stata fatta apposta. Però nel prima e nel dopo non lo so, devo ancora... Per certe cose sì, per certe cose no, non lo so. Zen lancia anche un messaggio alla famiglia di Manuel Maior, il 37enne, che quel giorno perse la vita. Il messaggio è quello che avevo detto in primo grado, che mi dispiace, non è stata una cosa voluta, purtroppo è andata così. Ora Massimo Zen attende il via libera, dovrebbe essere questione di giorni, per scontare quel che resta della pena con una misura alternativa al carcere, quasi certamente facendo volontariato nel canile San Francesco di Presina, che si è offerto di accoglierlo. Quanto all'attuale regime, Zen ha alcune limitazioni, la più importante è rimanere a casa durante la notte. Ho dalle 22 alle 7 di sera e poi altre limitazioni, devo sentire la UEPE, devo parlare con loro sugli orari per andare a fare volontariato. 2 o 3 giorni, diciamo che se anche non comincio subito, però prima devo iniziare con la salute. Ora è anche il momento dei ringraziamenti per chi lo ha aiutato e sostenuto in questi anni. Lei, che mi è sempre stata vicina, e mia moglie è come tanti la definiscono, una macchina da guerra. Poi devo ringraziare lo studio Pinelli, l'avvocato Berardi, perché ha sempre creduto in quello che... in me, nella storia, e ha sempre fatto il suo lavoro egregiamente. Zen ha però delle priorità, a partire dalla sua salute, che è il motivo principale per cui ha ottenuto la grazia. Salute, perché settimana prossima devo cominciare a recuperare la salute, lavoro per sistemare tutte le cose che ci sono da sistemare, ma nel lavoro e nella salute in mezzo c'è mia moglie, mio papà e mia mamma, che li vedrò oggi perché mio papà non sta bene, e recuperare tutti la famiglia. Nasce la nuova zona rossa. A Vicenza il prefetto ha fermato il provvedimento in occasione della riunione per l'ordine e la sicurezza. Il prefetto ha deciso l'estensione della zona rossa fino al 31 gennaio del 2026, quindi per altri 4 mesi. Vengono aggiunti alla zona rossa anche l'area del Giardino Salvi e del Park Cattaneo, l'area di via Cattaneo. Ecco in sintesi la nuova zona rossa di Vicenza. Appena scaduta la vecchia ordinanza, ecco subito che si guarda al futuro. Il prefetto non lascia ma raddoppia, e lo fa in occasione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con il questore e i vertici delle forze dell'ordine. I risultati dal 1 luglio a oggi, d'altra parte, sono stati incoraggianti. Nel trimestre di zona rossa sono state controllate 7.580 persone, applicati 55 ordini di allontanamento verso personaggi con precedenti per spaccio di droga, reati contro la persona, contro il patrimonio e per violazione del DASPO urbano. L'ordinanza prefettizia potenzia l'attività di prevenzione per la sicurezza urbana, che però viene comunque fatta dalle forze dell'ordine, come aveva già sottolineato il questore Francesco Zerilli. È chiaro che all'aver istituito questa zona rossa significa semplicemente aver per quella porzione di territorio individuato, no, nei confini della zona rossa e per quel tempo determinato, avere aumentato all'interno di quel contesto territoriale l'attività di controllo della Polizia di Stato. Quindi è un'integrazione che chiaramente non può che produrre un effetto positivo, però ecco, ci tengo insomma a rimarcare che è sempre e comunque quella che è l'attività da parte nostra. Oggi, oltre a Campo Marzo e al quadrilatero di strade attorno alla stazione ferroviaria, la zona rossa viene estesa anche ai Giardini Salvi e al Park Cattaneo. Ma non basta, bisogna anche potenziare gli organici delle forze dell'ordine, ed è la richiesta del sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai.
Sappiamo che a dicembre ci sono in particolare le assegnazioni della questura, su questo chiediamo a tutto il territorio, a tutti i parlamentari, a tutti i consigli regionali di mobilitarsi per fare in modo che ci sia un'assegnazione forte di risorse al nostro territorio, anche perché sappiamo che sono tanti pensionamenti e quindi rischiamo invece di crescere addirittura di calare nel numero di agenti sul territorio. Ovviamente potenziare gli organici delle forze dell'ordine permetterà un controllo più capillare della città e della provincia, in modo da evitare che la zona rossa sposti soltanto il problema in altre zone. Il Comune ha chiesto proprio questo, cioè che i controlli siano costanti in tutta la città, perché altrimenti rischiamo che, concentrandosi tutto da una parte, in realtà in altri quartieri la situazione peggiori. Su questo Prefettura e Questura hanno dato la massima adesione, soprattutto hanno ribadito che l'impegno è su tutto il territorio della città. Ecco, su questo noi davvero chiediamo che ci sia la massima attenzione. Restiamo nel Vicentino con un incidente sul lavoro a Valdagno questa mattina. Un operaio edile è rimasto incastrato in una macchina per impastare il cemento, trascinato da un braccio. L'uomo ha subito una grave lesione alla mano. Prognosi riservata per l'operaio ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere rimasto ferito in un cantiere edile a Valdagno. L'incidente sul lavoro è accaduto poco dopo le 8 in piazza 25 aprile. L'uomo, che stava operando nei pressi di una macchina impastatrice, una speciale betoniera per mescolare diversi materiali, è rimasto incastrato negli ingranaggi, trascinato da un braccio. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle prime cure dei sanitari del SUEM. Viste le gravi condizioni, è stato immediatamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal per accertare la dinamica del grave incidente e il rispetto delle norme di prevenzione del cantiere. Prosegue da ieri sera l'occupazione dell'Università di Padova a sostegno della comunità palestinese. Nel frattempo, in arrivo da Gaza, una studentessa che verrà accolta al BO. Lo riteniamo da sempre gli spazi migliori in cui è necessario parlare di ciò che sta succedendo, è necessario parlare di genocidio, è necessario parlare di diritto internazionale e di umanità, sono proprio i luoghi del sapere, dal motivo per cui abbiamo deciso di occupare e di riappropriarci di questi luoghi. All'Università di Padova monta la protesta studentesca a sostegno della Palestina. Il Dipartimento di Sociologia è occupato da un centinaio di studenti che ha avviato un presidio permanente con momenti di confronto e dibattito. Nel corso dell'occupazione sono state organizzate tavole rotonde con diversi docenti e un collegamento in diretta con la Global Sumud Flotilla. Noi l'abbiamo detto tante volte dall'Università di Padova, noi abbiamo parlato di resistenza palestinese e anche l'esperienza della Sumud ci sta parlando di resistenza e ci sta parlando anche delle operazioni del governo israeliano. Abbiamo sentito le dichiarazioni del Ministero degli Esteri israeliano dire che la Global Sumud Flotilla non ha nessuna legittimità perché sulle barche sono state trovate delle documentazioni riconducibili alla resistenza palestinese. Questi giochetti non funzionano più, non funzionano neanche con gli studenti sanno da che parte stare, continueranno a mobilitarsi, continueranno a dire alla governance che deve dare una risposta e non solo una risposta a Padova, ma da Padova deve lanciare un messaggio tramite la CRUI, tramite il Ministero al governo che in questo momento non solo non sta dando una risposta ma continua a spalleggiare l'occupazione israeliana. Alla mobilitazione si è aggiunto anche il CAU, il collettivo autorganizzato universitario, che ha bloccato gli ingressi del Polo Beato Pellegrino con striscioni e nastro rosso. I membri del collettivo sono entrati nelle aule interrompendo le lezioni per spiegare le ragioni della mobilitazione e invitare gli studenti a unirsi all'occupazione. Caso Venezzi, la direttrice artistica affida all'avvocata Giulia Bongiorno la difesa dopo le contestazioni, mentre alla Fenice si apre una fase di tregua. Sul mio conto gravissime falsità, così Beatrice Venezzi, che va al contrattacco, ha dato mandato a Giulia Bongiorno di avviare azioni legali nei confronti di chi ha diffuso falsità in merito alla sua nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice, scelta che spiega anche l'assenza della direttrice artistica al Festival delle Idee a Mestre, preferendo lasciare parola al suo legale.
Dopo le proteste dei lavoratori e sindacati nello storico teatro lagunare si apre intanto una fase di tregua. È stato fissato per l'8 ottobre alle 12 al Teatro La Fenice l'incontro tra rappresentanze sindacali, il consiglio di indirizzo della fondazione e il presidente, il sindaco Luigi Brugnaro, che ha ribadito la volontà di mediare. Penso che tutti avranno le loro ragioni, magari ascoltandole tutte poi si arriverà a qualcosa di buono. Per il momento alla Fenice non sono previste nuove azioni di protesta dopo quelle con il lancio di volantini e il messaggio letto in sala durante il concerto di sabato scorso. Prossimo appuntamento alla Fenice il 17 ottobre con la prima di Wozzeck di Alban Berg. Elezioni regionali, attacco frontale del segretario Dem Andrea Martella, centrodestra non hanno ancora scelto il candidato presidente, è un insulto ai veneti, ma il centrodestra è alle prese anche con un altro nodo, quello dei capolista. Dopo Lega e Forza Italia, anche Fratelli d'Italia potrebbe optare per un nome forte in più circoscrizioni. Stanno facendo le stesse valutazioni che stanno facendo, credo, gli altri partiti di centrodestra, perché sarà possibilmente una scelta condivisa. Bene. Anche quella di avere dei capolista, diciamo così, con figure di traino. La logica dei capolista potrebbe essere quindi contagiosa nel centrodestra, ancora alle prese con il nodo del candidato presidente. Galeotti, i manifesti elettorali comparsi subito dopo Pontida del presidente uscente Zaia, dato per capolista del Carroccio in tutte le circoscrizioni. Se la Lega dovesse decidere di farlo con Luca Zaia, come abbiamo sentito ieri dalle parole di Tosi, ci sarebbe una scelta anche da parte di Forza Italia, e Fratelli d'Italia si sta interrogando se fare la medesima cosa. L'effetto domino è servito con Donna Zan, più volte Miss Preferenza e ora europarlamentare, che potrebbe essere arruolata. Resto comunque a disposizione, fa sapere lei nel corso di Ring. Intanto il centro-sinistra va all'attacco, mettendo il dito nella piaga degli avversari che non hanno ancora trovato uno sfidante ufficiale per Giovanni Manildo. È un vero e proprio insulto nei confronti del Veneto che lavora, di chi fatica, nei confronti dei cittadini e delle imprese. Ogni giorno ci dicono che è questione di poco, per il momento hanno aspettato il voto delle Marche, credo che aspetteranno anche quello della Calabria e decideranno poi alla fine nel chiuso di qualche stanza romana. E nella campagna elettorale regionale entrano di prepotenza anche i temi della geopolitica, e questo nelle ore calde in cui la Global Summit Flottiglia diretta a Gaza è entrata nella zona a rischio. Sono dei provocatori questi della nave flottiglia e vogliono la provocazione, sapendo che fino ad ora hanno avuto le spalle coperte, addirittura da 2 navi militari della nostra Marina Militare, nostra italiana, che li hanno scortati perché i bambini viziati gli viene permesso di fare i capricci. La CISL del Veneto ha presentato un decalogo di priorità che, secondo il sindacato, dovranno essere affrontate dal prossimo Consiglio regionale. Dei momenti di partecipazione attiva. Fondare un consiglio dell'economia e del lavoro, cioè una sorta di CNEL regionale con studiosi, imprese e parti sociali, in grado di contribuire attivamente ad un solido rilancio economico del Veneto. È uno dei punti principali del decalogo che la CISL propone alle forze politiche in vista delle elezioni regionali. Chiunque sia a vincerle dovrà innanzitutto prendere atto che rispetto al passato le cose sono cambiate. Se oggi il Veneto è una regione che ha un'attrattività ridotta rispetto a quella che aveva anni fa, una produttività che scende e che non recupera la competitività, forse una domanda sul perché è successo questo qualcuno se la dovrebbe porre. Una produttività stagnante, frenata anche da aziende oramai troppo piccole, un PIL in crescita volatile e oscillante, una forza lavoro sempre più anziana, un potere d'acquisto dei cittadini sempre più basso. Nell'analisi della CISL, i campanelli d'allarme per il Veneto del futuro non mancano e rappresentano altrettanti punti di lavoro per la prossima amministrazione regionale.
Noi pensiamo che la cosa più qualificante per il futuro del Veneto sia la costituzione di questo Consiglio regionale dell'economia che coinvolga tutti i soggetti qualificati che hanno le competenze, che conoscono il tessuto imprenditoriale di sviluppo del Veneto per una programmazione e una progettazione. Quello che noi chiediamo è di essere coinvolti in questa progettazione e programmazione per il futuro del Veneto. Oltre ad un CNEL regionale, la CISL propone un osservatorio per la partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati delle aziende e un soggetto pubblico-privato per amministrare e riqualificare alloggi a canone accessibile. Ma i campi di intervento sono tanti, dalla sanità ai trasporti pubblici, con sempre però sullo sfondo i problemi di un'economia che deve ripensarsi e tenersi al passo con le evoluzioni e le necessità del mercato. La questione evidentemente dello sviluppo del Veneto passa anche attraverso la strategia del Veneto. Il Veneto non può non considerare di realizzare un Politecnico Veneto. L'unica strada è quella dell'innovazione e l'innovazione passa attraverso la ricerca e lo sviluppo e il Politecnico Veneto diventerebbe centrale per lo sviluppo del Veneto. Ultima pagina, Padova è sul podio delle città con il più alto prezzo del caffè al bar, in 4 anni aumenti di oltre il 20%. Padova è tra le città con il caffè più caro d'Italia, lo rivela uno studio del Centro di ricerca sui consumi in collaborazione con Asso Utenti. Secondo l'analisi, il prezzo medio della tazzina in città ha raggiunto 1,41 euro, posizionando la città del Santo al 3° posto tra le province più care d'Italia, dopo Bolzano e Ferrara. Sì, abbastanza, però non in tutti i caffè, ci sono certi che tengono ancora i prezzi abbastanza bassi, tipo 1 euro, così 1,10 euro, e altri invece che hanno aumentato, però non lo so. E lei cosa pensa di questi aumenti? Penso che ormai aumenta tutto, ormai non ci meravigliamo più di niente, perché anche solo andare a fare la spesa, vedo qua ultimamente, prendendo sempre più o meno le stesse cose, è aumentato tantissimo. Sì, effettivamente periodo per periodo l'aumento c'è. Però rinunciare anche al caffè del bar a volte, io che ho lavorato parecchio in bar, è un po' un sacrificio, allora insomma paghiamo anche questo piccolo aumento. Nel 2021 il prezzo medio nazionale era di 1,04 euro, oggi siamo a 1,25 euro, con un incremento di oltre il 20% in 4 anni. Dipende da che cosa è dettato questo aumento, cioè se si vanno a pagare determinate costi che ci sono prima, e per produrre il caffè, allora ben venga, cioè se è una questione di sostenibilità, allora posso anche essere d'accordo nel pagare di più per avere un prodotto che rispetta degli standard di sostenibilità. Se invece non è dettato da questo, allora non sono tanto d'accordo, insomma un po' mi scoccia pagare più di 1 euro a un caffè. Non è una cosa bella perché purtroppo di solito caffè e giornale sono i primi sintomi dell'inflazione. È quello che preoccupa, perché il caffè che bevo al bar una volta o 2 al giorno non è che mi comprometta, è tutto quello che si fa di seguito. Il divario tra territori è marcato, se a Padova si supera abbondantemente l'1,40 €, nel sud Italia una tazzina può costare anche meno di 1 euro. È il caso di Catanzaro, la più economica tra le grandi province, dove il caffè resta sotto la soglia dell'euro. E con le immagini del caffè chiudiamo questa nostra edizione. Io vi lascio alla sigla e le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.